Borghi d'Europa, il progetto L'Europa delle Scienze e della Cultura, patrocinato dalla IAI, l'iniziativa Adriatico-Ionica, in poche parole l'Unione Europea della regione Adriatico-Ionica, fa una tappa in quel di Rossano Veneto. E la causa di questo incontro è questa curiosità inestinguibile che i giornalisti e i comunicatori di Borghi d'Europa hanno per scoprire gli inediti del buon e bello vivere. Non dico solo cibo, dico proprio buon e bello vivere, uno stile di vita. Siamo ad Oselladore, caffè del 1963, un incontro che ci permette di approfondire, diciamo così, la storia di aziende che hanno fatto dell'eccellenza e della qualità. Faccio una parentesi, noi di solito usiamo la parola qualità non nel senso pubblicitario in cui viene di solito utilizzata, ma è tutto un discorso di filiera, cioè quindi una filiera corta, diciamo così, che deve dare dei risultati eccezionali. Allora, poi abbiamo scoperto che è tutta un'azienda femminile, c'è anche Paolo però che è il marito, che ci sono anche gli uomini, no? Però diciamo così, quella che è la comunicazione, il rapporto con l'esterno e la parte commerciale è affidata soprattutto alle zone. Bene, allora cominciamo subito a passare la parola alla protagonista, diciamo così, posso usare questo termine, no? La dottoressa Silvia Gastaldello, che è la amministratrice delegata. Come si dice in questi casi? No, diciamo amministratrice delegata sicuramente no, però insomma parte attiva in tutta quella che è la parte commerciale e di comunicazione dell'azienda. Che è molto di più, voglio dire. Bene, un po' di storia dell'azienda, perché che esiste dal 1963, mi pare che le radici siano ancora più antiche. Sì, la Oselladore Caffè, infatti, come anticipava lei, nasce formalmente nel 1963. In realtà è frutto di un'iniziativa imprenditoriale del signor Silvano Oselladore, che dopo la sua esperienza da migrante, come tante persone di queste zone hanno vissuto, è rientrato dall'America, in particolare dal Canada, dove già lì aveva intrapreso una sua esperienza a livello di ristorante, bar, aprendo già delle sue attività imprenditoriali in Canada, per far conoscere esattamente quello che è il nostro stile di vita e il nostro buon vivere. Rientra in Italia e per diversificare le sue attività intraprende l'apertura di una torrefazione di caffè. Da subito l'imprinting di questa attività nasce dalla precisa volontà di fare un caffè di qualità, di elevata qualità, a partire dalle materie prime che vengono importate direttamente dai paesi d'origine. E Silvano Oselladore è stato veramente lungimirante perché il suo obiettivo è stato sempre quello di perseguire la qualità del prodotto e di distinguersi da quella che può essere anche tutte quelle miscele, tutti quei caffè che già all'epoca iniziavano a comparire nel mercato, che però tendenzialmente non puntavano ad un livello qualitativo molto elevato. Da lì nasce il percorso di Oselladore Caffè, il passaggio generazionale ai figli Paolo e Alessandro Oselladore, e da lì l'attività, grazie anche agli insegnamenti proprio di Silvano, inizia ad ampliarsi. Il nostro mercato fondamentalmente è il mercato italiano e recentemente abbiamo anche iniziato
ad allargare un po' la visuale aziendale e ad approcciare ad alcuni mercati molto particolari. Ne parliamo nella seconda parte dell'intervista, però. Posso fare una domanda a Paolo? Paolo, è stata un'astuzia della ragione quella di affidare soprattutto alle donne le relazioni esterne, la comunicazione, eccetera, o semplicemente il fatto che lei non si sentiva particolarmente tagliato a questo tipo di esperienza? Diciamo che le donne in questo ambito hanno sicuramente una marcia in più, sono più pronte, più preparate, una sorta di predisposizione a coinvolgere le persone, a motivarle, a spiegare quelle che sono i nostri prodotti, la nostra mission, le nostre idee su quello che riguarda il caffè. Lapidario ma chiaro, è stato educato bene, è stato alla comunicazione. Ok, passiamo adesso a quelle scelte nuove. Voi avete costituito un ramo dell'azienda che segue tutta l'omaggistica. Ne parleremo dopo perché molte delle scelte che voi avete fatto le presentiamo oggi ed è diventata una realtà molto importante nel fatturato, credo, complessivo del gruppo Oselladore. E poi avete messo la testa anche al di fuori dei confini nazionali. Ce lo vuole raccontare? Sì, la nostra idea parte proprio dal fatto che l'Italia ha comunque uno stile di vita e una cultura a livello di food, in particolare anche per la cultura del caffè, che viene invidiata un po' da tutto il mondo. In particolare i paesi emergenti, come ad esempio la Cina, mercato di cui adesso si sente sempre più parlare, sono dei mercati, delle realtà molto interessanti per le aziende italiane, anche posso dire quelle più piccole, in quanto in quei paesi sono particolarmente attenti e particolarmente interessati ai nostri prodotti di qualità. E in Cina il mercato del caffè è sicuramente agli albori, il consumatore è ancora, diciamo, un consumatore che ha bisogno di capire il tipo di caffè e la bevanda che viene proposta, però è un mercato che ha un'estrema voglia e volontà di ricerca di prodotti di nicchia. Il nostro percorso è iniziato proprio nella proposta delle nostre miscele top quality, le miscele più alte, e ad alcuni partner cinesi che stanno valutando di poter intraprendere delle collaborazioni, delle cooperazioni proprio per proporre il prodotto tipico che rappresenta l'Italia, che è appunto il caffè espresso. La Cina è un mercato che richiede un forte impegno in termini soprattutto di avvicinamento culturale. È un paese che ha delle potenzialità infinite, soprattutto per le aziende italiane ed europee, e però richiede un avvicinamento a quello che è il loro modo di pensare e il loro modo di vivere. È nostro obiettivo ed intento cercare appunto di sviluppare queste nuove collaborazioni anche proprio per portare quella che è la nostra cultura, che ha tanto da dire anche in questi paesi così lontani che obiettivamente sono estremamente affascinati dall'Italia. Ecco, io volevo ricordare ai nostri telespettatori che nel 2019 nella sede del Parlamento europeo, l'ufficio di rappresentanza di Milano Le Stelline, presentammo il progetto dei nuovi percorsi internazionali, ossia gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa sono dedicati soprattutto a temi storici, le vie i percorsi della fede, eccetera. Noi abbiamo aggiunto una decina di nuovi itinerari che riguardano soprattutto l'agroalimentare. Fra questi c'è proprio le vie del caffè. Ecco, noi ci auguriamo che di una ripresa vigorosa di questo progetto, grazie anche alla collaborazione con Oselladore Caffè del 1963. Quindi ci aspetta un percorso, non è solo una intervista e via, cosa che noi non facciamo. Le nostre iniziative di comunicazione sono tutte legate ai progetti culturali. Bene, ringrazio intanto l'Oselladore Caffè per questa prima parte di intervista e ci risentiamo.
Borghi d'Europa realizza un progetto che si chiama I Borghi del Gusto. Esattamente è la ricerca degli inediti del buon e bello vivere in territori minimi, poco conosciuti, ai quali viene offerta una ribalta informativa, cioè il famoso progetto che diciamo noi per informare chi informa. Bene, i Borghi del Gusto hanno alcuni filoni, prima di tutto legandosi alla memoria di Luigi Veronelli, il grande gastronomo e giornalista a cui noi come giornalisti fondatori di questo progetto siamo estremamente legati. Aveva inventato il marchio Le Terre d'Eco, la denominazione comunale di origine, che non era un marchio di qualità per dare i cappellini, per dare i voti, ma per indicare l'indicazione geografica di nascita di un prodotto. Su questo abbiamo creato i Borghi delle Terre d'Eco. Poi siamo andati a caccia anche delle ferrovie abbandonate, del recupero delle vecchie tratte ferroviarie che sono state trasformate o in ferrovie turistiche o anche in situazioni diverse come ciclovie, voglio dire. In questo caso abbiamo sviluppato il progetto dei Borghi del Gusto lungo le strade ferrate. Un salto l'abbiamo fatto anche qua vicino, a Cassola, alla Trattoria alla Stazione, che è uno dei ristoranti che fa parte dell'Associazione dei ristoratori bassanesi. Infine, i Borghi del Gusto, il prossimo colpo sarà nel comune di Tezze sul Brenta, a Stroppari o Stroppari si dice? Stroppari, ecco, per non sbagliare già subito, no? Dove grazie alla collaborazione con la famiglia Scopel che gestisce un centro polivalente perché c'è di tutto, c'è il ristorante, la pizzeria, la distribuzione alimentare CRAI, insomma, siamo stati ieri a fare poi il servizio là. Chi siete e cosa fate? Beh, diciamo che noi siamo appunto un negozio un po' più grande del quartiere, dove che al 90% siamo a livello familiare, dove ci sono io, mio fratello, i nipoti e i cugini, e specialmente nel negozio cerchiamo appunto questi prodotti, come diceva lei, prodotti un po' del territorio e buoni. Particolari. Dunque, ce lo siamo già detti ieri, no? Grazie anche all'informazione che mi ha dato Giorgio Sicuro, no? Che è un alimentatore di conoscenze, dico io, no? Sappiamo che sei un po' matto. Sì. Sei stato quello che si è inventato il formaggio verde al cucchiaio, no? Oh, guarda, io riferisco. Sì, a quei tempi si parla di anni fa. A quei tempi non c'era, e visto un po' matto, come diceva lei, nel senso bonario. Sì, chiaro. Se non sono matti non li vogliamo. Ho inventato appunto di servire il formaggio, il gorgonzola al cucchiaio. Dopo poi, negli anni è venuto fuori commercialmente, però allora era così. Dopo l'ho copiato tutti. E dopo c'è stata anche la bruschetta adesso ultimamente. La sto facendo, sto proponendo ai miei clienti una bruschetta diversa dal solito, invece di usare la classica mozzarella sto usando i prodotti della Malga Campo Rossignolo. Quindi anche qua c'è lo zampino di Giorgio. Anche qua c'è lo zampino di Giorgio, sì, esatto. Okay. Dove che si usa un formaggio al latte crudo e quando lo assaggi senti la differenza. Si sente la differenza, esatto. Allora, maggio-giugno, noi avremo degli altri appuntamenti, però a maggio-giugno per l'esordio e il lancio di Tezze sul Brenta e Stroppari, aspetta che non dico castronerie, no? Così, Borghi del Gusto. Grazie, al prossimo appuntamento. Grazie a voi.